Eder, McAllister. Io non avrei mai neanche immaginato, non ho mai saputo che gli sia rimasta incinta da chi che sia, che poi questo figlio venga attribuito a me meno che mai. Rimane il fatto che lui fino all'altro ieri, letteralmente fino all'altro ieri, ha sempre raccontato che io mi sogno delle mie frequentazioni erotiche con Liliana e all'improvviso sognando la metto incinta. C'è qualcosa che non va oppure? Sebastiano quindi sapeva tutto. Considero di sì. A questo punto devo dire di sì. A me non mi tocca perché sono convintissimo di non centrarci. Negli anni attenzionati il vostro rapporto era solo platonico o c'era ben altro? Ma forse anche sì, però non posso dire sì o no, eccolo, perché nessuno può farlo secondo me. La convinzione da sempre, da quando ho sentito questa storia, per me rimango convinto che se quel figlio poteva essere mio, lei me lo avrebbe detto. E invece ho saputo sempre, adesso vengono fuori storie un po' di tutti i tipi, che con qualche amica si era confidata, l'amica le aveva chiesto ma come mai non avete mai avuto un figlio? E lei le avrebbe detto, ma lui aveva già 2 figli e non ne voleva altri. In teoria perciò potrebbe essere che quel figlio poteva essere anche suo, ma lui non lo voleva perché, obiettivamente. Perché non erano sposati, probabilmente ancora, e perché lui ne aveva già 2. L'impressione che non possa essere mio, né l'uno né l'altro caso. Meno improbabile nel primo, se vogliamo, nel senso come data. Perché 85 ci frequentavamo sì. Il problema è come mai, per me, rimarrà sempre il grande punto di domanda, che lei va a dirlo a lui e non a me. Il discorso dell'aborto era risaputo, ma voi esattamente da quanto lo sapete? Dal 3 gennaio del 2022. Lo aveva fatto vedere Sebastiano a Gabriela Micheli, la cartella clinica dell'aborto, e lui ha fatto vedere questo certificato alla Gabriela Micheli il 3 di gennaio del 2022. Sebastiano quindi sapeva tutto. E infatti, cosa abbiamo provato in 27 mesi? Che ci ha sempre detto che siamo noi i bugiardi, che lui non conosceva la Laura, che tutto quello che noi diciamo ci inventiamo. Chi è che si è inventato le cose? E poi volevo fare un appunto su quello che ha detto Sebastiano. Liliana con la telefonata si è spaventata, ha lasciato tutto a casa e è scappata. Perché è scappata? La casa è un bene rifugio. Io se ho paura di qualcuno fuori casa, mi chiudo dentro, prendo il cellulare, chiamo mio marito, chiamo un amico, chiamo la polizia. Non lascio tutto a casa e scappo. Dove scappo? A fare cosa? Se sono terrorizzata da una telefonata, neanche da una persona che mi bussa fuori dalla porta. Cioè, capisce che anche volendo non si può credere, con tutta la più buona volontà. Noi abbiamo cercato all'inizio di credere, di sostenerlo, ma non si può sostenere una persona che 3 giorni dopo la scomparsa ti dice sta tutto nei cellulari di Liliana, ma non li porta in questura. Non dice ho il sospetto che mia moglie frequenti qualcun altro. Dopo questa notizia a Sebastiano sembra essere passata abbastanza la voglia di parlare. Forse abbiamo trovato il punto giusto, ma poi non c'è solo questo, perché noi è 27 mesi che stiamo mettendo i puntini sulle i. Ci sono testimonianze che hanno litigato la sera prima, che hanno litigato il 25 di ottobre, che hanno litigato fuori dal cortile. Perché? Perché nessuno ci ha mai creduto? Perché nessuno ha mai creduto che lui non ha fatto niente per cercarla? Questi nuovi elementi potrebbero cambiare le cose? Noi attendiamo una svolta soprattutto da Liliana. Io gli ho chiesto sia il giorno del funerale che il giorno della riesumazione, anche se non ero lì, io gli ho chiesto, Liliana, solo tu puoi aiutarci, tu devi parlare, perché la nostra fiducia è riposta in Liliana. Non vorrei dire quello che penso perché potete immaginare cosa penso, no? Quando hanno aperto il sacco, voi l'avete visto il video, noi ci siamo indignati di come è stato trattato il suo corpo. Com'è che Sebastiano non ha detto una parola? Non ha detto una parola di come è stata trattata da morta sua moglie, dagli inquirenti, da un medico legale.
dalla scientifica. Non è possibile Perché non ha si detto sia nulla? indignato. Qual è- Perché non ha detto nulla? Che lui deve continuare la sua opera di convinzione. Lui ha punito Liliana perché lo voleva lasciare e ha punito Claudio da 27 mesi perché gliel'ha portata via. Io non ho mai accusato Sebastiano di essere l'autore materiale o come vogliamo chiamarlo. Io ho sempre detto, avete litigato, sarà successo qualche cosa, ma quello che non torna è quello che è stato fatto dopo, perché se tu anche l'hai picchiata e lei si è sentita male, perché non l'hai soccorsa? Perché non l'hai portata in ospedale? E il confezionamento del suo corpo in quel posto che a noi non ci convince, questo è, senza dare colpa a nessuno. Io ho Chiarissimo. sempre detto, Sebastiano è l'ultimo che l'ha vista viva e Claudio è quello che aveva appuntamento. Quindi se c'è da indagare qualcuno, sono tutti e due, uno per un verso, uno per l'altro. Io credo di più a Claudio, credo di meno a Sebastiano, ma questo non significa che chi indaga non deve indagare. Il procuratore ha detto ancora una volta che queste nuove evidenze non sono importanti. Beh, questo lui l'ha detto anche un anno e mezzo fa. Probabilmente è così, ma se noi non facevamo questo casino, chiamatelo come volete, era tutto chiuso già per suicidio. E a noi questo non ci stava bene, perché noi conoscevamo Liliana. Liliana non sarebbe mai andata in quel posto. Per arrivare là bisogna conoscerlo, bisogna entrarci dentro, ma tutti, dico tutti i triestini, sanno che lì dentro una volta c'erano i drogati che andavano a bucarsi, sanno che ci sono i topi e i ratti, sanno che ci sono i cinghiali, quindi Liliana là dentro, paurosa com'era degli insetti, non avrebbe messo Silvia, neanche io un la- Mi sogno di essere l'amante di Liliana, ma contemporaneamente la metto incinta. Questo è. Non esisto, però la metto incinta. Tu ribadisci che Liliana non ti aveva parlato di nessuna gravidanza? No, mai. Di nessuna gravidanza, non la mia, che poteva anche cambiare la storia, ma in tutti i sensi, e io ero libero. Se una ti viene a dire guarda che io sono incinta di tuo figlio, qualche rimorso di coscienza ti viene o no? Visto che io considero di essere uomo e non qua. Liliana avrebbe potuto volere figli? Considero di sì, ma non di Sebastiano. Lui prima nega che io possa essere l'amante di Liliana, poi lo dice che lo sogno e tutte quelle cose, e poi lui sapeva che io ero il papà di quel bambino che lei aveva in grembo e che l'ha fatta abortire, punto di domanda. Lui sapeva di me e dopo viene a dire, fino a ieri, che io sono un visionario che sogno di essere l'amante di Liliana. Perché in pratica una mia eventuale relazione diventa un movente per un omicidio. Lei è stata pestata. Chi l'ha picchiata e perché l'ha picchiata? La mia presenza, se amante di Liliana, potrebbe essere un movente. L'aborto di una donna è una cosa privata sua, ecco, ma se parlarne può essere necessario per venire fuori la verità, ben venga. Io sono convinto che in questo momento Liliana mi dà ragione per averlo fatto. Eccomi, scusa il ritardo, ma sono momenti drammatici per me. Il solo fatto che a Liliana è stata fatta questa grande cattiveria di raccontare quello che lei ha vissuto 30 anni fa mi ha ferito veramente in una maniera impressionante. Cosa vuoi? Tutte queste chiacchiere, tutte queste cose qua non servono assolutamente niente. Come dice De Nicolo, aspettiamo di avere delle risposte. Tutto questo non serve assolutamente niente. L'unica cosa che mi ha ferito anche in maniera particolare è il signor Claudio Sterpini, che l'altra mattina è andato a Mattino 4 con la maglietta, col viso di mia moglie e raccontando un sacco di storie del loro amore, delle loro cose. Guarda, sono cose veramente tremende e pazzesche. Quando sarà il momento parleremo di questo, ok?
E ricordate una cosa, Claudio non stava cercando Liliana quella mattina, la stava braccando, ricordate, la stava braccando, perché lei in quella telefonata delle 8:22 gli ha detto no, non vengo da te. Dopo quello che è successo, forse non lo sapremo mai. Chiedendo a Liliana perché non hanno avuto figli, lei mi ha risposto: tanto Sebastiano ne ha già 2. Liliana avrebbe potuto volere figli? Ma penso di sì, si è attaccata alla nipote proprio perché le mancava forse di essere mamma, no? A nessuno ha mai detto di questo aborto, né Sebastiano né Liliana. Io penso che l'unica persona a cui l'abbia detto come segreto sia stata la sua mamma, questo sono più che sicura. Sebastiano in questi 2 anni negava l'esistenza di questa relazione tra Liliana e Claudio, e oggi veniamo a scoprire invece che lui sapeva, perché quando lui parla di questo aborto parla che probabilmente era figlio di Claudio. Perché lui non ha detto niente agli inquirenti? Lo dice a una giornalista, ma non lo dice agli inquirenti, non lo dice. Perché non lo dice? Perché vuol far ricadere la colpa della morte di Liliana su Claudio. Voleva far apparire che Claudio fosse colpevole, che la scomparsa di Liliana fosse colpa di Claudio, perché lui lo voleva punire, come forse ha punito Liliana. Negando la relazione tra Claudio e Liliana, lui si mette al riparo da un eventuale movente. Ovviamente ci vogliono le prove e io sono d'accordo che ci vogliono le prove, però bisogna anche cercarle. Io faccio un appello a tutti e soprattutto agli amici di Sebastiano: se sanno qualcosa, se sanno di questa relazione con Claudio, se sanno che Liliana ha avuto un aborto, a qualcuno forse l'ha detto, io mi appello al buon cuore e alla coscienza delle persone, perché Liliana non meritava, come non merita nessuna donna, finire in questo modo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.